Amici bellini, sì, andiamo bene, mi sono svegliato, mamma mia, un sonno clamoroso, mamma mia, però vabbè, sono contento della scelta, sono contento di aver messo la sveglia perché questa conferenza è stata più tattica e ci siamo ricreati e molti mi hanno scritto anche in privato, che bello, stanno facendo le domande, allora vedete, allora cominciamo! Bene, spariamo, spariamo proprio i botti, sparo proprio i botti perché allora le potete fare le domande un pochino tattiche e vedete come Spalletti alla fine gli piace pure rispondere, certe cose, addirittura ha proposto un incontro, ma no, ti prego fallo Luciano, sì, vabbè, finale. Benissimo, allora lasciate i like per la tattica, per la domanda tecnico-tattica e per tutto quello che si è chiesto che adesso andiamo a sviluppare. Facciamo un ultimo ambrabam di formazione, nel frattempo benvenuto Carlo 15 e tutti i nuovi iscritti, bravi, venite a me perché su questo canale sono mesi e mesi, ma che dico mesi, sono lustri, bilustri, che film è? Che film è? Lo potete scrivere nei commenti e nei commenti mi potete scrivere quale domanda, se l'avete sentita in diretta, altrimenti ve la dico io, vi è piaciuta di più. Quanto vi è piaciuta questa conferenza stampa? Allora, andiamo con ordine e vediamo un pochino. Si comincia con la solita domanda un po' generica che però alla fine si conclude sempre con la parola scudetto perché Ugolini comunque si diverte alla parola scudetto richiamando l'intervista di Osimhen e dice lui comunque ci crede allo scudetto e vabbè è chiaro, e Spalletti mette subito le cose in chiaro come è giusto che sia, il tempo delle parole è finito, nel senso che è chiaro, possiamo parlare, ci piace, un po' come quando dicevamo con Guido Gentile, no, ognuno può dire io voglio vincere un Oscar, ma se poi non lo fai il film che viene poi presentato agli Oscar, come lo vinci questo Oscar? È chiaro, ognuno può volere andare allo scudetto, ma poi devi vincere le partite perché altrimenti il tempo delle parole è finito e questa partita con il Verona è quella che ci dimostrerà se noi veramente vogliamo continuare a stare aggrappati ai primi posti e quindi giocarci partita dopo partita. Non sono finali, ripetiamolo, non sono finali, le finali sono altre cose, non sono finali, teniamo i diffidati non sono finali, oppure se dobbiamo semplicemente continuare a lottare per il posto Champions. Benissimo. E Spalletti ci parla di responsabilità, di talento e di timori. Queste tre frasi chiave, queste tre parole chiave che ci spiegano un pochino la situazione del Napoli in questo momento. E poi gli si chiede, il Milan vi ha tolto delle certezze tattiche? Ecco perché in questa settimana si è parlato molto anche di cambio modulo, ma abbiamo deciso, ragazzi, io mi prendo lo sfizio di potervi ricordare che ve l'ho detto tante volte che i numeretti a centrocampo cambiano pochissimo, specialmente nell'idea di piano gara di Spalletti, cambia pochissimo e ve lo faccio vedere anche con la lavagnetta, anzi ci organizziamo già, perché lui, Spalletti, dice che c'ha dei dubbi ma se ne porta appresso uno solo. Io ce ne ho di più perché non so come stanno fisicamente. No, dice, non è un problema di certezze tattiche, ho rivisto la partita più volte, questa partita nello specifico l'ho rivista più volte, quella col Milan, e si sofferma sul gol preso, anche perché poi il Milan ha creato di più ma non tantissimo, e allora sul gol noi non bravi nelle respinte sulle palle inattive, e lo ripete durante tutta la conferenza che in questa cosa qui non è soddisfattissimo del lavoro dei ragazzi, e quindi quella seconda palla, il concetto della seconda palla, quindi la reattività, l'aggressione. E quando poi ci parla di veleno è bellissimo perché ci cita proprio il veleno tanto caro a Gattuso, ma ce lo ribalta, non ci parla di veleno nel senso avere il veleno, attaccare la seconda palla oppure avere il veleno sotto porta, no, lui dice il veleno nel senso la nostra tecnica è il veleno, e secondo me lo fa apposta. Spalletti non è uno
che dice cose a caso. Spalletti studia, Spalletti ha studiato molto il Napoli di Gattuso, avrà studiato anche le conferenze e quindi ci usa questa frase, questa parola in particolare, avrebbe potuto usarne tantissime, e parla proprio di veleno, ma in realtà il veleno, lui dice, la nostra tecnica è il veleno. Ma non basta, forse siamo meno interessati a queste seconde palle. Armi che non abbiamo, quindi lui ci sta dando un indizio di mercato. Spalletti ci sta dando un indizio di mercato per l'anno prossimo. Questi giocatori, questa rosa è carente sotto questo punto di vista, l'aggressione della seconda palla, e quindi su questo bisogna lavorare. Ma ci ricorda anche che il Verona non è solo battaglia, e l'abbiamo visto perché comunque segnano tantissimo, tutto il lavoro di Tudor eccetera eccetera. La formazione ovviamente gli si chiede, vediamo un po', siete iscritti al canale Telegram? No, mi chiedo, perché nel frattempo la risposta è sì, la risposta proprio di chi ha accusato il infatti per Salvatore Pengue che mi dice, perché la risposta a Claudio, perché poi arriviamo alla domanda di Claudio Vivenzio, lo ha confermato nel momento Boccaccio, bravo, no, ne parliamo tra poco, Salvatore, no, perché devo andare per ordine, sennò che si fa? I ragazzi poi non lasciano i like e non si divertono. Allora, gli si chiede, Mertens più c'è molto rispetto, forse un po' pure di timore da parte degli addetti ai lavori verso Spalletti, perché si capisce lo spessore dell'allenatore di esperienza e che tatticamente ti prende e ti mette in tasca, e quindi gli si chiede un pochino la presenza di Mertens, sì, ma si fa solo come esempio per essere concreti, non è proprio la domanda che voglio fare, ma in generale. E Spalletti ci dice, guarda, qualche cosa si può anche cambiare adesso nel finale, anche perché con i recuperi di alcuni giocatori, avendo la panchina più lunga, si può anche cambiare. Però ci sottolinea anche che non proprio tutto è recuperato, perché le vediamo sempre delle defezioni dell'ultimo minuto, però si porta un dubbio fino a domani, e secondo me questo dubbio a questo punto potrebbe riguardare la fascia destra, perché se è vero come è vero che Insigne ha lavorato in gruppo e quindi magari gli indurimenti dei polpacci potrebbero essere rientrati e potrebbe partire comunque da titolare, io mi lascio il dubbio a questo punto Fabian Lobotka, non me lo lascio nemmeno Fabian Anghissà, perché secondo me Anghissà, se è recuperato, secondo me domani gioca, proprio per l'aggressione, seconde palle, un po' di fisicità che servirà a centrocampo. Io ho il dubbio Fabian Lobotka, se Fabian sta bene, perché pubalgia, perché abbiamo visto il periodo non è ideale, secondo me segnatevi sta formazione, perché con qualche dubbietto, questo è anche un dubbietto proprio di fisico, e qua Lozano Politano un ass è un dubbio di piano gara, credo che un ass partire dall'inizio potrebbe essere pericoloso per come loro vanno sui quinti, però secondo me questo è poi andiamo avanti. Allora, il dubbio fino a domani se lo porta, solo uno, perché sennò poi dopo lo pulisco se ne ho più di dubbi eccetera, se no non dormo bene. A fine, e poi dice Spalletti, ecco questo passaggio, dice, voi siete stati anche bravi con me, non mi avete messo in difficoltà, chiaro, ho parlato solo Roma Vesuvio per tutto il campionato, quindi magari facciamo un incontro dove spieghiamo bene delle cose. E Spalletti, secondo me, fallo Lucia, fallo, ci fai crescere tutti come ambiente, come piazza, come tifosi, come giornalisti, ci fai crescere tutti, mettiti là con una lavagnetta del genere e spiega e aiutami, confermami, aiutami a spiegare a tutte le persone che seguono e agli amici bellini della community che il 4-3-3 e il 4-2-3-1 cambia veramente poco in fase di possesso. Poi è chiaro, cambiano le preventive, cambia il tipo di pressing quando la palla ce l'hanno gli avversari, però quando si deve abbassare un centrocampista, il mediano, se stai a 1, stai a 2, cambia veramente poco, perché poi uno si abbassa e l'altro si deve alzare, e se quello poi si alza poi diventa fondamentalmente una mezzala, e lo stesso avviene se si abbassa il trequartista un pochino. Quindi veramente, ragazzi, che cosa cambia? Una cosa che io ho imparato, almeno da come la studia Gattuso, è che quando si gioca a 2, in fase di possesso uno si deve abbassare e l'altro si deve mettere in verticale, e questo ce l'ha insegnato Gattuso, almeno per come sicuramente anche a Coverciano si spiega.
e non c'è dubbio, quindi si abbassa uno. Se l'altro poi si abbassa, è chiaro che si crea una situazione di 4-3-3, anche se parti con il 4-2-3-1 di base, non c'è alcun dubbio. E lo stesso poi avviene se noi stiamo a 2 qua e si abbassa un altro, quindi questo non c'è proprio problema. Smettiamo, vi prego, non mi fate più la domanda, ma è meglio il 4-3-3, il 4-2-3-1, perché cambia veramente poco. Al massimo chiedetemi se è meglio in un 4-3-3 avere degli esterni che veramente puntano la porta, oppure degli esterni un po' più conservativi. Ah, come mi diverto oggi, come mi diverto. Verticale, bella questa domanda. Giocare in verticale con la presenza di Lobotka, che invece, questo è quello proprio che gli dicevo, mamma mia, nell'ultima live di Diamo i numeri su Caffè Napoli TV. Giocare in verticale più la presenza di Lobotka sono compatibili, perché Lobotka c'ha il corto eccetera eccetera? Sì, dice Spalletti, si deve fare, si può fare un po' tutte e due. Dice addirittura se ci aggrediscono è meglio. Spalletti qua, insomma, dipende, perché se siamo bravi ad uscire con il palleggio, però lui dice questo è il nostro veleno talento e quindi va bene. Se ci aggrediscono è meglio, perché poi abbiamo la pallata con gli spazi. Se invece ti aspettano devi palleggiare, quindi avere tutto e due è importante. Verona bloccato sulle fasce dalla Fiorentina, si fa un pochino di domanda sull'ultima partita del Verona, ci sono tante chiavi, ovviamente loro hanno studiato questa partita ma non solo quella, dobbiamo essere anche un po' sporchi e brutti, attenzione, quindi ancora le seconde palle, se loro pressano, quindi loro ti vengono a prendere, se loro ti vengono a prendere uomo su uomo si creano gli spazi, perché una cosa è giocare di posizione che tu aspetti e metti il pullman, il Verona non dovrebbe farlo, quindi venendoti a prendere si creano gli spazi, dobbiamo essere bravi e puliti a far arrivare la palla oltre e poi accompagnare. Attenzione, ogni bivio è stato in qualche modo fallito, è un problema psicologico, noi non dobbiamo vivere di rimpianti, ma abbiamo pagato la seconda palla. Ancora una volta Spalletti non ci parla di problema psicologico, di problema mentale, di mentalità, di carattere eccetera eccetera, e nemmeno della pressione, cosa che invece ci aveva accennato nell'ultima conferenza. No, la seconda palla. Avrà fatto tutta la settimana a parlare con i ragazzi, aggredite la seconda palla, ragazzi non mollate la lotta a centrocampo, perché è lì che poi veniamo meno anche nei calci piazzati a favore degli avversari. E poi in finale arriva la domanda di Claudio Vivenzio, che in un momento, in una clamorosa conferenza dove si è parlato più di tecnica e di tattica, dice: a questo punto, visto che siamo in confidenza e si è parlato così, io insisto, e fa benissimo Claudia, con questo equilibrio che il Napoli ha creato, perché comunque migliore difesa e siamo in equilibrio eccetera eccetera, ci siamo in qualche modo assicurati la Champions. Ma la manovra d'attacco come la vedi? Perché non mi sembra, ed è giusto ed è vero, è verissimo, non ci sembra che il lavoro degli esterni o il lavoro del trequartista sia fluido. Attenzione, perché se noi stiamo parlando di queste problematiche, evidentemente è un problema che anche lui si sta chiedendo, ed è un problema reale, quindi non è che ce lo siamo inventati noi del Caffè Napoli 1926 o il Calcio Napoli 1926, perché poi con Paolo e con le altre trasmissioni siamo una cosa in questo momento. Si parla di XG, certo che si parla. Si parla addirittura di XG non aspettati, cioè Insigne sta a meno e Mertens sta a più. Sì, lo stiamo facendo da diversi mesi, amici miei, ma va bene così, capace che si sveglia tutto l'ambiente. Ci sono dei momenti della partita, ci dice Spalletti, quindi in alcuni momenti tu stai tutto sotto la linea della palla, ma comunque sei alto con i difensori alti, e altri momenti in cui nell'attacco allo spazio pecchiamo. Ed è un peccato peccare nell'attacco allo spazio, perché dobbiamo essere bravi, se riusciamo a mettere questa palla sopra, la pallata, ad accompagnare e a seguire. E poi, per andare più nello specifico, mi servirebbe Beccaccioli, che è il suo match analyst. Quindi Spalletti con molta onestà ti dice che questi discorsi, poi se vogliamo andare più nella scazzetta del prevete, dobbiamo parlare anche con i match analyst, perché ogni momento della partita va affrontato. Cioè, se la palla sta qua,
ragazzi, a seconda di come è messo l'avversario e di dove è la palla, ci sono dei movimenti specifici che devono fare i giocatori, se hai la palla tu o se hanno la palla loro. E tutto questo è un lavoro certosino che va fatto con i match analyst. Facciamolo una conferenza tecnico-tattica. Io mi metto così alla porta, io non posso fare domande, per carità, chi sono, però sto lì ad ascoltare e mi arricreo. Ragazzi. Ah, che bello, che soddisfazione. Posso anche andarmene a dormire di nuovo. Voi nel frattempo, quando io mi sveglio, trovo 600 like di soddisfazione tattica, trovo le vostre domande, eccetera eccetera, e la finiamo qui. Credo che non abbiamo dubbi in difesa. Vi ricordo il mio dubbio: se Fabian sta bene, a questo punto se la può giocare secondo me con Lobotka. Anghissà, questo trio è il dubbio che mi porto appresso. Il dubbio sulla fascia destra, credo che Zielinski sia confermato. Accendi e spegni, secondo me Zielinski è confermato, proprio perché a Spalletti piace il fatto ibrido che se si abbassa 1-4-3-3, 4-2-3-1 è la stessissima cosa. Dubbio fisico sempre per Insigne con Elmas che scalpita, Osimhen prima punta, Mertens non si vede, a meno che, ragazzi, e ve lo dico con tutto il cuore, se dovesse andare male il primo tempo domani, secondo me Mertens in campo lo vedremo un po' più presto. Questo è un augurio, è un istinto, è un pensiero che ho. Secondo me lo vediamo, perché se pecchiamo sulle seconde palle, se pecchiamo sull'attacco allo spazio, tu a Mertens me lo devi mettere, altrimenti mi stai dimostrando che non è che non possiamo combattere per lo scudetto, stai dimostrando che dobbiamo anche avere paura della Champions, perché uno che segni 144 gol deve giocare, poi dopo se ne parla l'anno prossimo, ma nel frattempo 7 gol ha fatto con scampoli di partita, media di un gol ogni 120, insomma così, mentre Osimhen un gol ogni 2 partite. Bene tutto, però non ci possiamo affidare a degli esterni che quest'anno non hanno segnato manco un gol. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vado a dormire perché devo dormire, perché poi si deve fare il che fare, anche stasera, anche domani, anche sempre, però domani ci divertiamo, eh? La partita è importante, questa partita è fondamentale, si scopre se diventiamo immortali, col veleno nel Vesuvio, le sfogliatelle e le zeppole di San Giuseppe. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.